2022 padiglione della Regione Veneto, qui è stata ufficialmente presentata la candidatura a patrimonio dell'umanità della tecnica dell'appassimento delle uve rosse della Valpolicella, una tecnica millenaria che richiede il riposo delle uve per mesi sulle caratteristiche arele. Con questa tecnica vengono prodotte mediamente dai 15 ai 18 milioni di bottiglie a seconda della stagione, perché evidentemente madre natura ci condiziona molto, e vengono esportate per oltre il 60%. Quando passò il dossier del Prosecco il 4 luglio 2019 dissi: guardate che adesso io ho già in lavorazione un altro dossier, eccolo qui, andiamo avanti, e sono convinto che insomma ci siano tutti i presupposti per il riconoscimento di questa nuova certificazione per un territorio che è unico nel suo genere. Di buone pratiche, di tradizioni, al momento l'UNESCO ne ha riconosciute in giro per il mondo 629, solo 3 sono riconducibili al mondo del vino, nessuna di queste però riguarda una tecnica di vinificazione. Il riconoscimento è agli uomini e alle donne che da secoli, dal 500 d.C., utilizzano questa tecnica, che è molto interessante perché rispecchia l'evoluzione del territorio, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista geografico e climatico. Un progetto corale reso possibile anche dall'impegno da parte degli atenei che hanno sviluppato dei corsi accademici specifici. Noi siamo partiti con un corso di laurea triennale, abbiamo ridisegnato, risistemato per poter dare spazio alle ragazze e ai ragazzi che vogliono intraprendere questa specialità. Io ritengo, sempre nella mia filosofia che ho condiviso con tutto il governo dell'Ateneo, che l'università deve scendere in campo, deve proprio avere un rapporto intenso col territorio. Noi portiamo una parte della nostra scienza, dobbiamo raccogliere la cultura e l'esperienza del territorio. Ritengo che questa unione possa essere veramente vincente, non solo per Verona, ma proprio in un concetto del Veneto e anche un concetto nazionale.